Buonasera a tutti, visti TV, novella dei Oie, die 9 sul mese dell'Ampata, la tua messa è 26. Bene, tornato. Bene, come siamo detto, danno una parte al commento si presenta salire, intanto torniamo la salita normale, torniamo, ecco qua, e andiamo a vedere oggi come si presenta salire, questa nughetta sospesa dei due in Agra, però come lo è già cambiato, chi mi è venuto da costare, e insomma da lì è mezzo coccolata, però in poca roba sai, già è illuminata in maniera perfetta, eccola qua. Ed è un rito, non ha sotto la valle, infatti non è andata verso da essa becca, Sasuni che comincia a coccolare e resta coccolata per tutto, mezzo coccolata per tutto da lì più o meno 26 gradi la temperatura massima. E dimostranza a casa ha cocolato due die, ora adesso al 2 ha cocolato su tutto, temperatura massima 23 gradi. Bene, abbiamo un paio di crasi, c'è una massa di crasi che è stata strappata, pare che sia una crasi, le macchine questa, e quindi sicuramente qualcuno li serve, tirano un po' il tempo della macchina, la scratch sono stata strappata nel sostenere di Silvia di Ondo, che è la già perdita, andate a sostenere a Sila ritirare. Spero che sia già andata, ma sicuramente che anche la macchina pacca in un bannare alta. Intanto l'appuntamento, il 3 che sono battordi, che dell'Ampata, questa è Esta, Giovanni Battista, Sabato a Sasotto, San Benescorda, e Ortato del Longo, domenica 14 a mezzodì la messa, poi a una e quarto lo pranzo ha salvato il torneo del Murra e ballano in piazza. In effetti lo hanno spostato a Saschimbe con un manifesteggio in Oche, avevo il microfono a corso, eccolo qua. Torneo de Murra, chiesa di San Giovanni Bitti, domenica 14 giugno, ore 17. Quota di iscrizione 30 euro a coppia, primo premio 2 Resoglia, premiati anche secondo e terzo classificato, info iscrizioni 3 Battor Duolo, Kimbanta, 47, 30 Battor 0. 3 Battor 6, Kimbanta Duolo, 80 Battor, Battor 177. Questo per informazione. Poi il basamento, adesso sticker, se hai spiaggia, in scuola e posata, e sai in scuola si paga 2 euro per mese die, 3 euro per dia in 3, e se alle posate non si paga nulla, ma tocca dire questo ticket, come di residente a Unione dei Comuni. Andiamo da innanzi, vamos a dire organizzata da Ete Pilora, che ha dato come l'intervista a Giancarlo Pacuacchete, e quindi basati spiegato di che si tratta. L'associazione Achimo vi offre gratuitamente un'esperienza unica all'interno del parco, con escursioni in quad, fuoristrada e degustazione, prodotti tipici locali, tour speciale, animali fantastici e dove trovarli per i più piccoli. Inizio escursione alle 9:30. Panini e bibite in loco. Per info 329 90 Kimbe 30 Batolo Ticchetto Reuni 331 36 51 622. Ultimo, vamo il centro estivo 2026, apre il centro estivo 2026 da lunedì 15 giugno a venerdì 7 agosto dalle ore 8:30 alle 12:30, rivolto ai bambini di età compresa fra i 4 e i 9 anni. E per i costi e info contattare la biblioteca comunale di Bitti, telefono 0784 41 40 Batolo 0 Kimbe, oppure email biblioteca comune.bitti.nu.it. Bene, colamos solo il giornale, sarà segna stampa, con lettura dei stampa, de Oie, Ottana, il blitz del sindaco, le stentane. Saba,
eletto nella notte, nomina giunta, eletto nella notte, nomina giunta e vice prima di essere sospeso. Il primo cittadino è ai domiciliari e il commissariamento era scontato. Sindaco Franco Saba, gli arresti domiciliari, eletto alle 21:26, nomina il suo vice e la giunta nella notte. Anticipa il provvedimento scontato della prefettura, che la mattina lo sospende, ma evita il commissariamento di Ottana. La carica dei sindaci, oltre la metà dei rieletti. Adis contro Masu a Tempio è partita la corsa alle alleanze. Tempio è stata al ballottaggio e quindi bisogna anche l'alleanza. Processo si è chiuso per prescrizione, cala il sipario su Sindacopoli, prosciolti, Pedo, Stocchino e Pinna, Pinnaitis ingegneri. Cosa mangiare in spiaggia? La guida ai cibi da mare preferiti. Longevità dei sindaci, a Ottana Franco Sabba sfida i giudici nominata la giunta comunale. Schianto a Sestu muore in 44enne. Hormuz abbattuto in elicottero USA, Trump è stato l'Iran. Risponderemo. Bene, andiamo a pagine interne, sino che abbiamo una bella nuova. Fede e musica per il Sacro Cuore, Nottamboli in concerto nel Sagrato. Festa grande venerdì sera nel Rione e omonima parrocchia cittadina. Nel Rione è omonima che è appunto il Sacro Cuore, che è vicinata pure su Ichinato del Sacro Cuore e giata la parrocchia. Bene, appuntamento con la festa del Sacro Cuore. Le celebrazioni iniziano mercoledì 3 giugno, giungeranno al culmine venerdì con le Sante Messe delle 9, trasmesse in diretta da Radio Barbagia, e quella solenne delle 18. Seguirà la processione eucaristica che percorrerà il quartiere attraverso via Martiri della Libertà, via Tridentina e via Lombardia. Subito dopo, nel sagrato della chiesa del Sacro Cuore, con accesso dalla via Emilia, si svolgeranno i festeggiamenti civili, all'interno dei quali è in programma il concerto della band I Nottamboli, che per l'occasione proporranno lo spettacolo 50 anni di storia del folk, un viaggio attraverso canzoni che hanno segnato generazioni di musicisti e cultori. Una scaletta che spazia nella loro produzione, passando ad arrangiamenti di celebrati motivi dei Beatles, Pink Floyd, Fabrizio De André, premiata Foneria Marconi, Lucio Battisti, Ivano Fossati, Eagles, Creedence Clearwater Revival ed anche Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Gianluca Grignani, Eugenio Bennato, Pino Daniele, Neutral e così via, grazie a Sol Nottambolo che ha questa capacità di essere questo bello excursus de cantantes de importumane, de canzones de importumane. Saba nomina la giunta di notte prima che la prefetta lo sospenda e il sindaco rieletto ha designato il vice e gli assessori per evitare il commissariamento. Da 20 giorni si trova ai domiciliari con l'accusa di tentata concussione in concorso. Un blitz notturno del sindaco Franco Saba agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata concussione in concorso salva il comune di Ottana da un sicuro commissariamento coatto. Proclamato sindaco alle 21:26 di 2 giorni fa, poco dopo la chiusura dei seggi elettorali, infatti ha avuto 12 ore di tempo per nominare il sindaco e la giunta, un atto formale espletato secondo quanto emerso prima che la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, emanasse
ieri mattina un nuovo decreto di sospensione in applicazione della legge Severino. Sospensione inevitabile, visto che il Tribunale del riesame ha recentemente bocciato l'istanza di revoca della misura cautelare chiesta per il sindaco da un suo avvocato, Gianluigi Mastio. Vabbè. Cardiologia, per riaprire servono 4 medici. Punto nascita, il DG ASL, SL, che deve essere questo intesinale Fabio, vabbè, non me la lamento, perché funzioni necessari specialisti 24 ore su 24. E beh, è chiaro, cardiologia poi è importantissimo. La speranza è contagiosa. Un applauso ha accolto la notizia che se arriveranno i 4 medici mancanti, cardiologia possa funzionare a pieno regime. Ad aprile era stato pubblicato il bando, 25 posti in Sardegna. Sono fiducioso sull'apertura del reparto, ha detto la direttrice di cardiologia Simonetta Bonano, arrivata alla NUSEI a ottobre. Finalmente l'Ogliastra può, alla NUSEI, scusate, finalmente l'Ogliastra può attingere da questa graduatoria. Una nota positiva tra le criticità emerse durante la conferenza sociosanitaria di ieri alla NUSEI. Bene, siamo scontenti. Metta contentolo e un vedane adesso Zastra. Andiamo da innanzi. Il sindaco ai domiciliari nomina la giunta prima della sospensione. Ottana ha evitato il commissariamento. Con una PEC anticipa la prefettura. Vabbè, insomma, l'abbiamo già letto al telegiornale, se Nuova Sardegna questa è unione. Una bella mossa. Case vacanze fantasma e false aste. Nell'isola cresce l'allarme sulle truffe online. Migliaia di euro sfumati nel nulla, caparre volatilizzate con un click e i risparmi di una vita che finiscono direttamente nelle tasche dei truffatori. Con l'arrivo della stagione estiva e la corsa alle prenotazioni delle vacanze, il mercato dei falsi affitti e delle truffe immobiliari nell'isola registra un'impennata preoccupante. Un business illecito che si muove soprattutto sul web, capace di intascare cifre che vanno dai piccoli anticipi di 150 euro fino ai colossali raggiri da 100.000 euro. È proprio la vista del periodo di massimo afflusso turistico, l'Arma dei Carabinieri ha deciso di rafforzare i controlli e le attività preventive. Insomma, bene ne domo il fasulla e affittano a domo il fasulla. Chi non bisogna può andare a caricare. Ecco il suo numero di indirizzo non beste, così beste bistagiate la sempre. Urbanistica sarda, i paletti della Corte della legge Casa, che è stata in parte smesalata da essa consulta, bocciata solo in parte la legge regionale di riordino della normativa edilizia. La consulta narrata non si può edificare nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico. In assenza di autorizzazioni non si può edificare nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico. Lo dice la Corte Costituzionale con sentenza depositata ieri sulle questioni di legittimità sollevate dal governo a proposito della legge sarda che ha adeguato il salva casa di Salvini, provvedimento su cui la consulta si era pronunciata in parte 3 settimane fa, e cioè si era pronunciata in parte, non si è dichiarata su tutto. Ieri il dispositivo sulle parti che erano rimaste da esaminare, quindi ha concluso
l'esame, la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione preventiva di tali interventi costituisca elemento imprescindibile della disciplina di conformazione della proprietà delineata dalla normativa statale sul vincolo idrogeologico, che costituisce una misura generalizzata di difesa del suolo. Non solo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale che prevede la non applicabilità della sanzione pecuniaria, e cioè cosa pure, quindi tocca praticamente dell'applicare. Va bene. Aree idonee, ieri il secondo round tra Regione e Governo. L'udienza pubblica sulla legittimità costituzionale della norma impugnata da Roma. Regione e Governo si muovono l'una contro l'altro davanti alla Corte Costituzionale. Ieri in udienza pubblica è stato esaminato il ricorso contro la legge sarda sulle aree idonee. A finire sulla tagliola è stata la 31 del 2025, che ha integrato la norma approvata l'anno prima. Il campo largo era intervenuto con una nuova disposizione legislativa dopo che il Consiglio dei Ministri aveva impugnato la legge 20 del 2024, su cui la Consulta si è poi espressa contro, cassando diversi commi degli articoli 1 e 3, in quanto la non idoneità di un'area non può tradursi, hanno stabilito i giudici, in un divieto generalizzato e a prioristico a installare impianti cosiddetti per ciò l'energia, ai fini dell'energia rinnovabile. Insomma, quindi è nato che non si potete generalizzare un divieto, secondo la Consulta, appunto, dichiarare che area idonea non binnata in nuda o binnata solo giorno pro quinto. Fine vita, la mossa di Forza Italia per accelerare. Mediazione di Stefania Craxi, maggioranza fredda in occasione in Italia, una mezza apertura alle opposizioni sul Servizio Sanitario Nazionale, con il rischio però di mettere in difficoltà il resto della maggioranza da sempre contrario, e una sponda ai cattolici attraverso l'obiezione di coscienza. La mediazione annunciata da Stefania Craxi a nome di Forza Italia, che come capogruppo sul disegno di legge sul fine vita, si traduce in 6 emendamenti depositati al Senato. Da un lato, le novità aprono alla possibilità che un medico ospedaliero o di medicina generale possa accompagnare una persona all'ultimo miglio di vita, gratis o in regime di intramenia, e cioè a pagamento, e dall'altro mettono in chiaro come l'assistenza al suicidio possa rientrare nei livelli essenziali di assistenza, cioè quelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a dare. Vabbè. Allora, campagna in crisi, crolla la produzione, abbiamo redatto già la teradie, cerealicoltura, le perdite arrivano a 360 euro a ettaro, rischio spopolamento. La CIA Sud Sardegna pronti alla mobilitazione, è un'avvertenza sociale e democratica. Andiamo sull'ultima pagina. Allora, internet diventerà un diritto fondamentale, come il pane in tavola, cioè praticamente internet sta appunto a diventare un bene di prima necessità. La profezia di Gianni Giugnini è la storia di video online, la rete internet che ha inventato Grauro in Sardegna. La visione
era nell'annuncio in cui parlava di sé. Un giorno internet sarà un diritto come il pane. Era il dicembre 1994 e Video Online, il primo provider italiano di accesso a internet, era un'anomalia nell'ecosistema mediatico che caratterizzava il panorama di 30 anni fa. Un progetto visionario, secondo Gianni Giugnini, che seppe anticipare quando ancora non si intravedeva il mondo che oggi diamo per scontato. Aperto, multilingue, con la posta elettronica integrata nel browser, Video Online, dice il creativo che ne curò la comunicazione, rappresenta l'isola che vive il futuro. Domani alle 18 a Cagliari, all'Ex Regio Museo in Piazza Indipendenza, il pubblicitario cagliaritano, documenti alla mano, traccerà la sua storia nell'ambito dell'appuntamento settimanale dei dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzato dai Musei Nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. Non fa che un travaglio veramente immenso. Come è nata Video Online? Alla fine degli anni '80 l'amministrazione regionale decide di investire in tecnologia, fondando il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna. All'interno di quell'istituto alcuni ricercatori avevano accesso a Internet, allora strumento esclusivo del mondo accademico e militare, e quasi per gioco decisero di mettere online l'Unione Sarda, il primo giornale in Europa a farlo. Lo stesso esperimento era appena stato tentato con il Washington Post negli Stati Uniti. Nicky Grausa, allora editore dell'Unione Sarda, intuì le potenzialità del progetto, così nacque Video Online, con una visione che andava ben oltre il semplice business. Chi contribuì a crearlo? Si trattava di un team composito tra cui ci furono Rainier Van Key, l'informatico dell'Unione Sarda, quello che preparava il PDF da mandare in stampa la sera, era molto bravo. Poi c'erano Luigi Filippini, Anna Musetti, responsabile di comunicazione e marketing, i giornalisti Alberto Rodriguez e Sergio Benoni. E quindi Custosana ha inventato Video Online, la Sardegna ha questo primato e si è stato il primo nodo internet si è stato italiano. Poi vabbè, dopo l'ha comprato già SIP praticamente, Timmy si l'ha comprato. L'ira di Trump ha battuto un Apache è un elicottero, quindi Apache, colpito un elicottero sullo Stato di Hormuz, salvi i piloti, tensione USA, Iran e stanotte si sono bombardato, pare. Andiamo da innanzi, inchiesta sul ponte, sullo stretto, il stretto di Messina, la procura indaga per corruzione. Praticamente Babina sono un vicepresidente della Corte dei Conti. Corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e tentativo di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sul progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina. Sono le ipotesi di reato contestate dalla Procura di Roma a Tommaso Miele, ex vicepresidente, anzi ex presidente aggiunto della magistratura contabile, cioè della Corte dei Conti, all'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e all'imprenditore Vincenzo Virgilio nell'ambito di una nuova inchiesta sull'infrastruttura Ponte di Messina. Bene, andiamo a tancare, siete nuove da oie, chi sa sigla la tancatura, l'allargamos e quindi a non salutare e non dare l'appuntamento torna a casa.
A mentre il vedere di buon a tutto, dai, BSTV, adioso e mentre la casa.